Diciamo subito una cosa, nell'ultimo DPCM gli impianti di risalita sono esclusi dalla fase 2, ma la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha lasciato mano libera alle regioni a patto e solo a patto che le riaperture avvengano nel rispetto delle misure di sicurezza. Il Veneto non ha perso tempo. Con gli esercenti funiviari c'è stato un confronto quotidiano, si sono studiate mosse e comportamenti che hanno aperto la strada al riavvio di un'attività fondamentale per la montagna, soprattutto alla vigilia dell'inizio della stagione estiva. Dopo l'Alto Adige, che è stata la prima provincia con propria autonomia a decretare l'apertura e regolamentare anche l'apertura degli impianti, adesso il Veneto è la prima regione a statuto ordinario che lo concede o comunque che dà questo tipo di indicazioni per noi molto importanti. Si riparte in totale sicurezza e con il massimo senso di responsabilità, dice Minella, con regole chiare per una stagione al via tra mille incognite. Guardiamo al domani è la stagione estiva dove in provincia di Belluno in particolare apriranno circa oltre il 30% degli impianti. Abbiamo un trend positivo che ci accompagna ormai da qualche anno per quanto riguarda l'estate, ma è chiaro che il nostro obiettivo a medio termine è l'inverno e quindi vorremmo essere pronti con direttive precise e indicazioni precise e regolamenti per affrontare l'inverno nel miglior modo possibile. L'ordinanza regionale consente di riprendere l'attività nel rispetto della salute di tutti, operatori e fruitori del servizio. Incontri proficui si sono svolti anche con la struttura di US Dolomiti, che ha messo alla base di ogni ragionamento i dati sanitari, oggi fortunatamente positivi. Che cosa cambierà? Ma in questo momento cambia che soprattutto sia in fase estiva che durante il periodo estivo che il periodo invernale si dovrà salire o percorrere in pochi minuti di impianto, soprattutto su cabinovie e sulle funivie con le protezioni, con i dispositivi di protezione indicati dalle normative. Con gli impianti ripartono idealmente la montagna e il turismo, comparto cruciale per tutto il Veneto, ma riparte anche la voglia di futuro, quindi mondiali di sci a Cortina e Olimpiadi 2026, una sfida che ANEF vuole vincere oggi più che mai.